È stato bellissimo, soprattutto perché tantissimi bambini si sono divertiti, loro sono stati magnifici. Devo dire però che anche lo scenario si prestava, per cui alle fiabe, alla magia delle fiabe, sicuramente Montevago ha fatto trovare a Marco Savatteri e alla sua compagnia un luogo da fiaba, e quindi le due cose si sono sposate bene e hanno reso veramente splendido questo luogo, e io per questo non posso che ringraziare tutti, tanto per la partecipazione, per l'entusiasmo e per questo momento magico che oggi ha vissuto chi è sceso qui davanti alla Chiesa Madre e loro che da Agrigento hanno portato questo spettacolo. Grazie a tutti. Nella magia delle fiabe è uno spettacolo irriverente che alterna momenti di comicità, momenti di spensieratezza, momenti di riflessione. Però quando siamo arrivati abbiamo trovato un luogo straordinario ma anche drammatico e, se vogliamo, malinconico, perché è una cattedrale caduta per un tragico avvenimento, un terremoto, diversi anni fa. Eppure la gente di Montevago si è rialzata da questo terremoto e ha voluto recuperare i luoghi terremotati, dando a questa cattedrale una seconda vita, una seconda chance. Quindi, nonostante un attimo di malinconia e un secondo, un minuto forse di silenzio in onore di ciò che è successo, siamo stati felici e pronti con le fiabe a rivivificare di nuovo e quindi a rianimare di nuovo questo luogo e a portare anche il nostro contributo. Ma devo dire che la magia c'era già prima di noi, quindi grazie, esperienza straordinaria. Lo spettacolo parla proprio di questo, quanto è difficile oggi continuare a raccontarsi e a credere nelle fiabe. Spesso gli antagonisti sono proprio i bambini che hanno smesso di credere perché troppo in fretta cresciuti grazie o per colpa dei social. Ne dico uno tra tutti: TikTok è straordinario, straordinaria applicazione, ma a volte pericolosa. E dunque noi siamo qui per ricordare che le fiabe non hanno tempo, non hanno età e possono tornare a raccontarsi sempre. È un messaggio serio, è un gioco serio, è un messaggio di teatro e di amore, come sempre ci piace fare con Savatteri Produzioni. Hallelujah.